E ora la prima puntata di una nostra nuova inchiesta sulle cosiddette scie chimiche nei cieli dell'isola, un fenomeno dai contorni misteriosi al centro di un acceso dibattito che continua a dividere l'opinione pubblica. Ma sentiamo Stefano Birocchi. È sufficiente osservare un po' più attentamente il cielo per capire che c'è qualcosa di anomalo. Dopo un'apparente pausa estiva, nei cieli dell'isola sono ricomparse le cosiddette scie chimiche, diverse da quelle dei velivoli di linea emesse da un intenso traffico di aerei non identificabili che percorrono rotte non convenzionali, formano ampi reticoli che nelle ore successive si espandono velando il cielo. Se fosse stato comunque qualcosa di buono ci avrebbero detto cosa stavano facendo nei nostri cieli. Negli anni alle iniziative di associazioni e comitati sono seguite interrogazioni in Consiglio regionale e in Parlamento, ma nulla è stato chiarito. Il dubbio principale è se esistano pericoli per la salute dei cittadini in una vicenda che da oltre un decennio alimenta un dibattito internazionale particolarmente attivo sulla rete. E non sappiamo come farci sentire, anche perché io penso che sia il nostro diritto e il loro dovere tutelarci. Sul fenomeno pesano inquietanti interrogativi che approfondiremo nel corso della nostra inchiesta. Si tratta veramente, come sostengono in molti, di esperimenti per il controllo del clima o per le radiocomunicazioni? C'è una relazione con l'accordo di collaborazione Italia-USA del 2003 su scienza e tecnologia dei cambiamenti climatici, nel quale si fa riferimento a siti sperimentali italiani dove vengono modificate artificialmente le condizioni ambientali? Cosa sono i filamenti che si depositano al suolo dopo la formazione delle scie e perché in quei luoghi sono stati rilevati metalli pesanti nell'acqua e nel terreno? Esiste un legame fra il fenomeno e la misteriosa scomparsa di alcune persone in cerca di risposte. 2 anni fa nel mare di San Vero Milis scompariva Franco Caddeo, antennista oristanese, fra i più attivi ricercatori indipendenti. Il suo gommone era stato recuperato alla deriva con il motore acceso. Caddeo è ancora dato per disperso.